Nonostante il flop dei voli in continuità territoriali in edizione estiva legati al nuovo bando europeo, confermato dai dati della Sogair con un calo del 40% nel solo mese di agosto, lo scalo di Cagliari festeggia il traguardo di oltre 2 milioni di passeggeri in transito dal 1 maggio al 31 agosto. In dettaglio, negli ultimi 4 mesi, ovvero dall'inizio della Summer 2022, 1,5 milioni hanno viaggiato sulle direttrici nazionali ed oltre 600.000 su quelle internazionali. Se il dato complessivo conferma in pieno i valori pre-pandemia, è il segmento domestico che fa registrare il dato più alto di sempre, con una crescita nei confronti dello stesso periodo del 2019 di circa il 6% e di oltre il 37% rispetto al 2021. Buone notizie anche sul fronte dei passeggeri internazionali che nella stagione estiva 2022 segnalano un più 137% rispetto alla scorsa estate e un sensibile avvicinamento ai dati del 2019 che evidenzia il recupero di circa il 90% di tutto il traffico estero pre-pandemia. A riconferma della netta ripresa del traffico aereo, nei primi 8 mesi del 2022 l'aeroporto di Cagliari sfiora i 3 milioni di passeggeri, dato che mostra una crescita dell'88% nel raffronto con lo stesso periodo del 2021. Significativo anche l'incremento dei movimenti degli aeromobili che volano a quota 23.000, più 57% rispetto al 2021. E adesso l'obiettivo per gli ultimi 4 mesi dell'anno diventa ambizioso. L'obiettivo più ambizioso è quello di superare quest'anno i 4 milioni di passeggeri per tornare a numeri veramente interessanti e secondo me i presupposti per poterlo fare ci sono. Speriamo che tra crisi economiche, guerre e pandemia non ci si metta qualche altra cosa a intralciare questo lavoro.